200 bambini non vedenti e sordi nella Marca per il migliaio presenti in tutto il Veneto. Per loro il prossimo anno scolastico la scuola potrebbe essere a rischio perché con la riforma delle province sono state tagliate le competenze e venuti meno i fondi per gli insegnanti di sostegno e in generale per il materiale didattico speciale, necessario anche per chi frequenta le scuole dell'obbligo. Cosa vuol dire? Per i ciechi e gli ipovedenti, cioè quelli che hanno un residuo visivo minore, significa che avevano diritto ai libri stampati in braille o a caratteri ingranditi e al supporto di un operatore che andava a scuola o a casa per aiutarli nel disbrigo dei compiti. E per i sordi la presenza di un operatore che aiutasse loro a comprendere le consegne, traducesse le consegne in LIS, e quindi stiamo sostanzialmente rischiando la chiusura di questo servizio. Domani manifestazione di protesta a Venezia di tutte le sezioni provinciali venete dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti del Veneto. L'Unione Ciechi con altre associazioni che si occupano di disabilità hanno indetto una manifestazione di protesta che partirà alle ore 10 dalla stazione di Venezia Santa Lucia e cercheremo di farci ricevere dagli assessori e da consiglieri regionali. Ausili che vengono chiesti alla Regione a garanzia del prossimo anno scolastico con risorse adeguate nel bilancio di previsione regionale in discussione appunto nel Consiglio regionale di domani.